Salut a tutti di sempre un piacere di ritrovare per i nostri spazi alle campi qui e Michel tu settimana un mercato di Wasti e manda a scontrare quelli che campano, quelli che lavorano in questo quartiere wastiaccio. Primo scontro con abbiamo sia al mercato, si chiama Jacqueline Cicchieri, c'è da contare i rigor di dire padrone di bar a 96 anni oggi a ridurremo subito in piazza di mercato. RCFM e Campacui. Ho 20 anni quando ho cominciato ad avere un altro mercato. Allora, A Lebiga in due era di Lebiga, non su mercato, che avete fatto? io vi dico, era la campagna dei miei parenti, eravamo zappaglioni, In due che paese? in Bastia qui, da Casana di San Giuseppe. Allora, dopo avete avviato un penalty, Quando sono marito, da 20 anni, j'étais pas encore majeur, j'avais le bar, j'ai pris le bar. con vostro marito dunque. Eh? Con vostro marito. Eh beh, Avete pigliato un bar con vostro è marito. il padrone, eh? E io ho sempre lavorato. Allora, i ricordi che avete a un penalty di Lebiga. C'è stato veramente, sì, a due sconfinite croce. Sapete cosa vuol dire croce? Gente imbriachi, anche donne. Oh là 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 là. A due sconfinite, L'aperiti o dire a mezzogiorno o hasard? Tanto vi dico che a mezz'ora la sera, tanto c'è io pasticcio, non si ne vede più, no? Soprattutto Bastizzo a Lebiga. No, era all'epoca era pasticcio. Si stava fino a 2 o 3 ore, 2 mezz'ora, c'era pasticcio e a sera gli stessi. Invece ora no, non c'è più la même chose maintenant. Ora avete un pasticcio, ma c'est plus comme avant. On attacca les vétus. A Lebiga c'era un mercato, un marché de gros, dunque... Sì, prima c'erano tutti i grossisti venivano qui, c'era Monsieur Desanti, Vintisete, venivano tutti qui nel tuo mercato a vendere roba, voilà. Allora, voi con il marché de gros avete aprito a Lebiga da buon'ora, ancora 2 ore rimane. E venivano da buon'ora, per vendere, c'erano tutti i paesani che venivano a comprare, i tragurini, dove partivano i tragurini. A 8 ore c'era già più niente, tutti perduti. E poi erate aperti a 2 ore rimane. E sempre, anche 2 mesi che mai chiuso, nel Natale, nel primo anno, nelle cose che si chiude. Allora, quanto guasson avete fatto? Anche 300 qua stamattina, 300, cioè, poi, non dico come va, tanto c'era avuto vuoti di notte, c'era parecchio, quando si lavorava, pieno di donne, e donne portavano l'uomo, I giovani venivano a Lebiga, i giovani non sortivano tanto, ma no? mica come va, mica le stesse età, mica le stesse affari, no, no. Maintenant, quelle quando si 4-5 anni non si sa più, il n'y a plus de savoir-vivre. E un mercato di dando, quelli che venivano qui a bande, c'era un mondo a Lebiga. Ma sono quasi tutti morti. No, sono morti. Ti senti, tutti morti. No? Dirà quando a Lebiga un mercato? Dirà tutti i giorni? Tanto era tutti i giorni. Domenica, lunedì, anche quando c'era viste, ma va, finisce. Allora, dopo che è stato l'affare delle cose sul falso, siete finiti. Non c'è che più, ho cercato di aprire questi tifi. Ora cosa metti? Ci sono l'Arabia che sono giunti, che hanno cominciato a mettere appena di mercato. C'è sabato e domenica, c'è appena di Monaco, sabato e domenica c'è mondo. Avete una certa nostalgia allora di ste Lebiga qui? Io sì. E a me mi manca l'aro, mi manca il mercato, l'aro, siamo vita. Siamo vita in baro. Ogni tanto va là nel tuo mercato? Ogni tanto fa là nel tuo mercato? E fa come tutta mattina quando faceva il tempo. Ora sono bici, come dopo che sono stata operata, come ompie. Et demain, c'est un poissonnier, le dernier poissonnier du marché de Bastia qui sera avec nous, Toussaint Plenet. À demain donc pour la suite
des Campacui sur le marché de Bastia. RCFM et Campacui.